Alla Camera oggi il disegno di legge iniziativa popolare contro il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo di Stato è una vergogna che nel nostro Paese lo Stato punti a far giocare di più i cittadini, sulla pelle della povera gente. 900.000 persone sono dipendenti da ludopatia, a fronte delle 500.000 dipendenti da sostanze stupefacenti, dimostrazione che coinvolge più di 3 milioni di famiglie. Il nostro disegno di legge è un disegno di legge duro, perché va alla radice del problema. Noi diciamo no alle slot machine, no ai giochi online, perché non ha senso pensare soltanto a curare chi è affetto dal male senza eliminare il male. È un po' come dire, se vogliamo curare chi è dipendente dalla droga ma poi non contrastiamo il traffico di stupefacenti. Lo stesso discorso, la differenza è che la droga è illegale mentre il gioco d'azzardo è portato avanti dallo Stato. Noi diciamo no, in un paese civile questo non può esistere e vogliamo vedere alla Camera se immediatamente verrà messa all'ordine del giorno. Chiediamo alla Presidente della Camera Boldrini di esaminare subito il nostro disegno di legge, assegnarlo alla Commissione Finanze e poi vedere in aula chi dei deputati sarà a fianco dei cittadini e chi al contrario giocherà sulla pelle dei cittadini. Grazie. Grazie.